Siamo qui con Monsignor Vescovo Corrado Pizziolo, siamo venuti a incontrarla in occasione anche della ripresa delle trasmissioni della Tenda TV. Ecco, cosa da dire ai telespettatori che riprendono appunto a vedere le trasmissioni e i programmi della nostra emittente? Beh, anzitutto dico che sono contento di questa ripresa della trasmissione dei programmi di Tenda TV, perché avevo sentito da più parti il dispiacere dopo quel tempo in cui il programma aveva irradiato le trasmissioni, avevo sentito il dispiacere che non ci fosse più, di non poter più avvalersi di questo servizio. Quindi sono ben contento che questa trasmissione riprenda, perché attraverso anche questi programmi che vengono trasmessi in loco qui è un modo per tessere una comunicazione fra la parrocchia di San Pietro e Paolo e tanti anziani, ma anche tante persone che hanno questo mezzo, e a volte solo questo mezzo, per essere tenuti in contatto con la comunità. Ecco, lei ritiene che questo strumento possa essere sfruttato anche di più, diciamo, anche a livello foraniale, magari, dato che la copertura, insomma, del segnale va ad interessare più parrocchie, magari in futuro auspica una collaborazione anche nella realizzazione dei programmi da parte di altri gruppi giovanili, magari provenienti da altre parrocchie? Ma io credo che sia proprio auspicabile quello che tu dici. È uno strumento che si presenta come uno strumento valido, uno strumento che fa un'opera di informazione e quindi di comunicazione, ma anche di formazione. Quindi potrebbe veramente essere un legame fra vari gruppi, non solo giovanili, ma anche di adulti che sussistono nelle varie parrocchie della forania e che attraverso questo strumento possono accogliere, comunicare, ricevere e anche dare qualcosa di importante. Ha qualche consiglio da darci nella realizzazione delle trasmissioni e dei programmi rivolti appunto al nostro pubblico? Beh, io non è che abbia grande competenza a questo riguardo. I consigli che mi verrebbero in mente sono quelli di essere più vicini possibile alla realtà della vita delle persone, magari cogliendo delle situazioni o delle circostanze che possono, a partire dalla vita delle persone, comunicare elementi di speranza e di fiducia nella vita. Ecco, questo mi pare che sia un consiglio che mi sento di dare, perché abbiamo veramente bisogno di fatti di speranza, di fatti di fiducia, in un ambiente, in una cultura in cui prevale un po' lo scoraggiamento e lo scetticismo. E quindi vedere se possono essere individuati e messi in rete, cioè comunicati, fatti magari molto semplici di fiducia e di speranza nella vita e nella fede. Ecco, io penso che la semplicità sia anche una caratteristica appunto del nostro mezzo di comunicazione, se rapportato anche ai grossi mezzi di comunicazione che anche a livello nazionale talvolta distorcono un po' le notizie. Sì, credo che anche la semplicità e, diciamo così, la sobrietà di questa trasmissione della Tenda TV per certi aspetti non può mettersi a rivaleggiare con i programmi della RAI o di Mediaset, e tuttavia si presenta come una cosa che fa simpatia, come una caratteristica che fa simpatia e che quindi può essere accolta e entrare nel cuore e nella vita delle persone più magari di altre trasmissioni altolocate. Il fatto che siano dei giovani a proporre questo tipo di programmi anche per la Chiesa può essere un motivo di vantaggio, diciamo? Ma credo che sia veramente un motivo di gioia e di fiducia e di grande speranza, un messaggio davvero positivo. Ecco, ci stiamo avvicinando alla Pasqua, un messaggio per i nostri telespettatori. Beh, il primo messaggio è quello di poter cogliere in questi giorni della Settimana Santa, in particolare nel Triduo Pasquale, l'annuncio di fede che viene dalla celebrazione della passione, morte e resurrezione di Gesù, che è un annuncio dell'amore di Dio, che tanto ama il mondo da dare il suo figlio unigenito perché il mondo non muoia ma venga salvato. Quindi l'invito di fermarsi e di non passare abitudinariamente su questo
su questa Pasqua, per cogliere anzitutto proprio l'amore del Signore verso di noi. E in secondo luogo l'augurio, specialmente a chi si trova a vivere situazioni di sofferenza, di precarietà, di dolore, ecco, di prova, l'invito a cogliere nella Pasqua di Gesù il segno e l'attuazione di una vicinanza di Dio alla loro situazione che non si ferma di fronte a nulla. Per quanto povera, fragile, compromessa possa essere la situazione di ognuno di noi, il Signore è lì, a nostro fianco, non ci abbandona. La risurrezione di Gesù è la prova di questa fedeltà di Dio. E in terzo luogo l'augurio che, illuminati da questo amore del Signore, possiamo diventare noi a nostra volta luce per le altre persone, secondo proprio l'indicazione di Gesù. Questo è il mio comandamento, che vi amiate fra voi come io vi ho amato. E quindi, contemplando la Pasqua del Signore, che è il modo con cui il Signore ci ha amato, diventare noi stessi a nostra volta capaci di condivisione, di solidarietà, di vicinanza con chi soffre secondo l'amore di Gesù.